signori, è un trentino della Work Service Fausto Coppi Videa. Ultimi metri, fategli sentire l'applauso di Monteberico. Riccardo Lucca vince la terza tappa, la smorfia di fatica. Riccardo Lucca vince la tappa a Monteberico, il braccio al cielo, è spuntato anche il gruppo. Riccardo Lucca, un successo straordinario in questa terza tappa del Giro del Veneto. Arrivo a Monteberico, durissimo, ma tu ce l'hai fatta. Sì, è un bellissimo arrivo e ho attaccato sull'ultima salita, era molto dura. Poi sono riuscito a mantenere il distacco sulla parte in falsopiano in cima, tutta la discesa e l'arrivo su questa bellissima salita. Ci vuole una dedica speciale? Ma personalmente me la dedico, me la tengo un po' per me perché quest'anno volevo un po' cambiare un po' il ritmo e speriamo sia un buon inizio in vista del quarto anno under. La maglia rossa di leader della classifica generale UM Tools cambia padrone. Matteo Zurlo, nuovo leader della classifica, a una tappa dal termine. Com'è andata questa tappa e cosa ti aspetti da domani? Beh, è stata una gara molto tirata oggi perché nella prima ora avevamo quasi 50 di media e siamo andati per tutta la gara, insomma in salita era bella tosta. Io ho provato ad andare via su questa discesa, quella finale, e peccato che c'era già un uomo davanti, però dai, sono arrivato qui in solitaria e oggi ho preso la maglia. Dai.